Guarda Elisa, sono arrivate in finale migliore indubbiamente. Ci sarà da divertire da regolamento e allora lasciamo la parola al campo. Siamo partiti. Emilia il suo capitano Thomas Guerra, attenzione però perché intercetta tutto il numero 9 dell'Emilia Romagna, Davide Caruso, che trova così il gol del vantaggio. Dunque Emilia Romagna, il numero 12 Jacobian del Veneto, attenzione perché ancora una volta Magliette, facile il servizio per Davide Caruso che realizza così il gol compagno. E allora ancora palla per Maglietti, Emilia Romagna sempre in attacco e il gol, arriva il terzo gol, questa volta con Vittorio Maglietti, che dalla panchina il tecnico dell'Emilia Romagna Eric Barillari. E attenzione, arriva il gol perfetto, preciso, probabilmente su schema il Antonio Lefons. Bravo il portiere a dirgli di no, e poi ancora una volta in ben due occasioni, dunque il batti e ribatti e poi alla fine la insacca il tutta dalla bandierina. Ancora Guerra, l'esterno, il tocco di esterno con il destro da parte di Tedesco, poi arriva il gol dell'Emilia Romagna. È sempre un rischio il portiere di movimento e qui ai dilettanti gesti scaramantici, Marco, ma probabilmente il parziale di 5-1 per l'Emilia Romagna a 2 minuti dalla fine è quasi deciso. E attenzione perché non è 5-1 ma 6-1 il gol. Timbra Aisi, autentico mattatore. Attenzione però perché il Veneto non demorde, forse arriva troppo tardi. Dennis sul dischetto. E il gol da parte di Dennis Fusca nella 57esima edizione del torneo delle regioni. Attenzione perché conclude in ben due occasioni, continua a regalare gol ed emozioni questa gara perché accorcia nuovamente e la sirena suona, festeggia, l'Emilia Romagna è campione d'Italia. Dunque i giovanissimi dell'Emilia Romagna vincono 7-3 contro il Veneto. I gol, la doppietta di Caruso e poi Maglietti nel primo tempo per l'Emilia Romagna accorciava le distanze, Tedesco per il Veneto nel secondo tempo il gol del 4-1 con Printoni e poi Aisi il 5-1. Lefons, il giocatore dell'Emilia, portava a 6 le marcature.